Oggi è l'anniversario di un'immane tragedia, quella delle Macalubbe di Aragona, che ha distrutto una famiglia, strappando alla vita e all'affetto dei genitori due fratellini, Carmelo e Laura Mulone. Oggi Carmelo avrebbe compiuto 10 anni. Era infatti il giorno del suo compleanno. Aveva chiesto lui a papà Rosario Mulone di portarlo a visitare quello strano ma allo stesso tempo affascinante fenomeno naturale delle Macalubbe, di cui aveva sentito parlare a scuola. Intorno a mezzogiorno l'arrivo alla riserva naturale di Aragona, gestita da Legambiente. Il genitore ha con sé anche l'altra figlia Laura di 7 anni. Doveva essere dunque una giornata di festa e di spensieratezza, invece si è trasformata in un incubo senza risveglio. Poco prima delle 12:30 l'esplosione improvvisa di un cosiddetto vulcanello freddo. Una colonna di fango e detriti che come una bomba cade sul terreno. È il dramma, l'eruzione investe in pieno i due piccoli ed il padre. Laura viene estratta quasi subito, le sue condizioni sono subito parse disperate. Già al momento dell'estrazione dall'argilla i soccorritori avevano constatato che le sue vie respiratorie erano ostruite dal fango. Il corpo del fratellino Carmelo invece è stato recuperato intorno alle 18:45. Il padre, anch'egli investito dall'esplosione, si è salvato. Una tragedia che ha scosso gli animi di tutti fino ad arrivare all'attenzione di Papa Francesco, che ha subito chiamato al telefono i due genitori ed in questo anno li ha incontrati ed accolti più e più volte. E la scuola, frequentata dai due fratellini, porterà i loro nomi. Ad annunciarlo il sindaco di Aragona, Salvatore Parello. È in programma invece martedì 29 una messa in suffragio a Carmelo e Laura nella chiesa madre del paese. Subito dopo si andrà all'ingresso delle Macalubbe per depositare dei fiori e una piccola opera che rimarrà stabilmente nel luogo della tragedia. Il 3 novembre comincerà il processo che vede sotto accusa Domenico Fontana, presidente regionale di Legambiente e direttore della riserva, Daniele Gucciardo, impiegato della riserva, e Francesco Antonio Raddusa, dirigente responsabile della gestione affari relativi alle aree naturali protette del Dipartimento regionale ambientale.